Dove somatizza lo stress? Parliamo direttamente di un caso che ho sentito negli ultimi mesi. Non è una mia cliente in particolare, ma è una testimonianza che è arrivata nel mio canale YouTube. Parliamo di bocca urente ed è per esempio un caso di somatizzazione in una parte del corpo che poco ti aspetti. Poco se ne parla, appunto la parte della lingua, la parte della bocca. Questa è una posizione che, anche se insolita, diciamo, è collegata a un sistema nervoso ipersensibile. Quelli più generici sono c'è la cervicale, il mal di testa, il mal di schiena, la sciatica, il dolore pelvico. Ci sono anche, diciamo, problematiche di pelle, senso di sbandamento, vertigini, possiamo andare avanti a acufene. Quindi i sintomi collegati a un sistema nervoso ipersensibile, o, tra virgolette, somatizzazione, sono veramente decine e decine e decine. E stanno diventando sempre più lunghe queste liste, perché finalmente la neuroscienza ci sta dicendo che attraverso un sistema nervoso ipersensibile possiamo avere tutta una serie di condizioni. Quindi per la prima volta, dopo decenni e decenni di diagnosi principalmente mirate al corpo, la neuroscienza ci dice che quasi la totalità delle problematiche croniche sono di natura stressante, causate da uno stress. Non solo dolori, ma stiamo parlando anche di problematiche anche più gravi, no? Però se vogliamo rimanere nel nostro campo del dolore e della somatizzazione, perché è questo che ci interessa in questo momento, lo stress è il primo indizio, è il primo problema. Anche se molte delle persone tendono, ovviamente, all'inizio a non prenderlo in considerazione. Parliamo per esempio, nel mio caso, di psoriasi, malattia della pelle, autoimmune. Anni e anni fa pensavo che questo sarebbe stato un problema che mi sarei dovuto tenere. Avevo provato differenti soluzioni, nulla aveva funzionato, però finalmente quando ho trovato che c'era una connessione con lo stress, guarda caso la mia psoriasi è diminuita drasticamente. Questo succede anche sul dolore, succede anche sul mal di testa, fin quando non abbiamo consapevolezza di dove arrivano questi problemi è difficile poi andarli a risolvere. Quindi spero che questo video ti abbia aiutato ad aprirti almeno alla possibilità psicosomatica. Ciò non vuol dire che te lo stai inventando, ma è arrivato dal sistema nervoso centrale.